Quarta giornata nel campionato Under 14 provinciale. Sul sintetico del Pietro Gangemi si gioca il posticipo del girone E. Trattore Grotta e Vivi Don Bosco, padroni di casa che puntano alla continuità dei risultati dopo la vittoria netta per 4-1 contro la Camessina. Tennistica invece la vittoria degli ospiti che nello scorso weekend hanno superato per 7-3 la New Eagles. La formazione padrone di casa con Mostaccio, Venuto, Loria, Parisi, Magauda, Genovese, Larne, Amato, Frisenda, Costa e Giannone. Le immagini a cura di Giuseppe Boncordo per un primo tempo non dalle grandi emozioni. Al settimo tiro dalla distanza di Catanese sopra la traversa, al 17esimo Cudro piena azione personale, vince un rimpallo, va a calciare, la mette alta. Al 20esimo terza occasione della Vivi Don Bosco, punizione di Gabriele, recupero da posizione defilata che non becca lo specchio. Finisce allora conseguentemente un primo tempo che non può dire altro che 0-0 Trattore Grotta e Vivi Don Bosco. Al 35esimo, ovvero tra primo e secondo tempo, cerca di scuotersi la formazione torrese, entrano Ullo, Rappazzo e Timpone. Minuto 38, punizione messa dentro, Mostaccio non è perfetto, ne approfitta, o meglio prova ad approfittarne Catanese che la mette fuori. Minuto 43, finalmente il Trattore Grotta da una spazzata errata di Calabroggia non è sciupa e manda fuori. Minuto 51, calcio d'angolo dentro da Gabriele, recupero, Parisi per poco non fa autogol mandando il pallone sulla propria traversa, ma ne viene fuori un altro calcio d'angolo e passa la Vivi Don Bosco, sfera dentro, e al secondo tentativo Catanese riesce a ribadire in rete per lo 0-1 barcellonese. Minuto 57, ancora un cambio nel Torre Grotta, entra Gringeri per l'Arnè. Minuto 58, formazione torrese che adesso cerca il gol del pareggio dopo una partita un po' opaca rispetto al solito. Rappazzo da ottima posizione colpisce di testa, la manda al lato, l'azione prosegue incredibilmente. Il Torre Grotta non trova il gol con Costa da pochi passi. 62esimo, Bonaffini per Genovese, 64esimo, Rappazzo per Costa, tocco sotto, salta l'avversario e va a ristabilire la parità. Il Torre Grotta proprio allo scadere a 6 dalla fine acciuffa il risultato con tanto di fusione e poi triplice fischio al Pietro Gangemi. Finisce così nella quarta giornata, bella partita tra Torre Grotta e Vivi Don Bosco, botta e risposta, finisce 1-1.